Parliamo della nuova manovra economica a livello regionale. Va nella giusta direzione, però mette a disposizione 7 milioni di euro che non servono a battere in maniera significativa sia l'IRAP che l'IRPEF. E poi c'è un grande assente in questa manovra che è il credito. Qualsiasi piccolo imprenditore che abbiamo, nel momento in cui gli chiediamo come va, ci critica le banche, cioè dice che le banche non sostengono più l'impresa come una volta, e quindi probabilmente il punto nel quale questo provvedimento manca è proprio quello della disponibilità di credito, dove le finanziarie pubbliche non possono pensare di operare come le banche private. O abbiamo coraggio di riportare i nostri strumenti pubblici a sostenere l'economia in maniera diversa rispetto a quello che fanno le banche, o altrimenti rischiamo di fare forse qualche sostegno a qualche grande impresa, ma non dobbiamo dimenticarci che il nostro tessuto economico che può generare occupazione è quello della piccola impresa. E vogliamo parlare dei crediti nei confronti delle amministrazioni? Della pubblica amministrazione che non paga l'impresa. Lunedì c'è in Consiglio regionale un provvedimento che parla della semplificazione. Ho letto una legge, e insomma io sono uno che di queste cose un po', anche per esperienza professionale, credo di capirne un po', mi è venuto un mal di testa, no? Cioè c'è una legge che regolamenta quelli che saranno tutte le attività di pagamento della pubblica amministrazione. Secondo me stavamo meglio quando stavamo peggio. Bisogna avere il coraggio di fare una cosa in questo paese, bisogna riequilibrare i poteri. I poteri non possono essere in mano alla tecnocrazia, e chi viene mandato dai cittadini a governare non incide su niente. O riequilibriamo questa cosa, e quindi saremo in grado di giudicare chi viene mandato dai cittadini, perché se fa perché lo ha deciso, e se non fa perché qualcuno non gli consente di fare. Questo è un problema che questo paese ha, e finché non lo risolve non viene fuori.